Si scrive caregiver, si legge cura e sostegno dietro le mura di casa, dove troppo spesso le istituzioni non arrivano. Nella giornata internazionale della cura e del sostegno, la consigliera regionale Chiara Luisetto lancia una petizione per chiedere l'immediata calendarizzazione e l'approvazione del progetto di legge di sostegno ai caregiver familiari. Una legge per tutelare chi tutele non ha, un esercito silenzioso e votato al bene dei propri cari in difficoltà. C'è un esercito di persone, prima del Covid si stimava che in Italia fossero 3 milioni, dopo il Covid sono certamente aumentate. C'è un esercito di persone che nel silenzio delle loro case si prendono cura di una persona cara, con disabilità, con non autosufficienza, con difficoltà. Queste persone non hanno tutele, non sono viste, non sono riconosciute. Questo progetto di legge mira proprio a valorizzarle e riconoscerle. Nel caso si ammalino o abbiano bisogno di respiro, trovare loro degli interventi di sollievo programmati o in emergenza. È un esercito davvero silenzioso che però ha bisogno di sostegni e ha bisogno di essere visto e rispettato. Ci sono regioni che su questo argomento lavorano già da anni ed è proprio il governo veneto oggetto dell'appello e della bacchettata dell'esponente Dem. Già 12 regioni più la provincia autonoma di Trento hanno legiferato, hanno una legge che protegge i caregiver familiari, li sostiene, dà loro una mano. Credo che sia tempo anche per noi, anche in Veneto, di iniziare a vedere che bisogna dare sostegni a chi a casa con i propri cari, gratuitamente, responsabilmente, in maniera volontaria, c'è e si prende cura di chi non riesce a prendersi cura di sé.